Salone dei 300, sede del Consiglio Comunale, la prima cerimonia in presenza dopo 3 anni di stop per la festa della Polizia di Stato a 170 anni dalla sua fondazione. In piazza, tra la gente, i mezzi e gli uomini appartenenti alle varie specialità. Ai 300, di fronte alle autorità civili e militari, il resoconto da parte del questore Vito Montarulli non solo dell'ultimo anno ma anche dello sforzo compiuto da poliziotte e poliziotti durante la pandemia. Emergenza sanitaria di cui ha risentito particolarmente il mondo giovanile, ha sottolineato il questore, come dimostrano i sempre più frequenti episodi di violenza che avvengono nei fine settimana e che sono favoriti, ha aggiunto, da un uso scorretto dei social network. I social network che sono stati ampiamente esaltati durante il periodo delle cosiddette misure di confinamento o lockdown, che però adesso stanno mostrando tutti i loro limiti. Adesso i luoghi di aggregazione materiale sono diventati un surrogato dei luoghi di aggregazione virtuale. E questa è una tendenza che deve essere assolutamente gestita, governata e non può richiedere solamente l'impegno della polizia, ma ci deve essere l'impegno di tutte le istituzioni. Altrimenti si rischia che giovani e giovanissimi si lasciino andare a comportamenti di disturbo, se non di aperta violenza. Uno strumento utile, ha suggerito Montarulli, per ridurre o punire ad esempio gli eccessi nei luoghi della movida potrebbe essere il DASPO urbano, da emettere in caso di ripetute intemperanze. Lo rischia ad esempio un minorenne che, ubriaco, ha dato in escandescenze pochi giorni fa in centro città a Treviso ed è stato per questo sanzionato con un primo provvedimento. Abbiamo effettuato il primo ordine di allontanamento qua dalla città di Treviso, anzi dal centro storico di Treviso. Nel futuro, se si dovessero ripetere casi di questo genere, posso pensare ad esempio all'ubriachezza molesta, noi avremo questo ulteriore strumento che abbiamo posto in campo e che potrebbe anche essere il presupposto per il DASPO urbano.